Allora, eccoci rientrati in studio. Durante la pubblicità ci ha raggiunto l'economista Nicola Ramundo. Buonasera, grazie allora di essere qua. Allora approfittiamo subito di questo suo arrivo per parlare un po' di questa riunione del gruppo Bilderberg, dicevamo questo gruppo esclusivo che per molti ha questo potere di influenzare, quindi di avere un potere operativo anche sull'andamento non solo dell'economia ma anche l'andamento politico degli stati. È così? Sì, probabilmente è così. Io farei un passo indietro per capire per esempio chi era l'ex presidente della BCE, che era Duesenberg, che morì in circostanze poco chiare a Parigi. Lui è quello che fondò poi praticamente nella comunità europea la moneta unica, quindi l'euro. Ci sono ride di gialli internazionali, c'è chi dice che è stato ucciso, stranamente infatti a Parigi, successe nel 2004, questo signore ebbe modo anche di parlare male contro il governo italiano, allora era ministro se non sbaglio Tremonti, il quale gli fece una domanda ben chiara: noi perderemo il signoraggio? Noi sappiamo che il signoraggio è praticamente il soldo che viene dato per la stampa della banconota. Ecco, l'Italia da quel momento non avrebbe più avuto alcunché. Subito dopo successero delle altre cose molto strane. Insomma, questo signore che stranamente si fece un bagno in piscina, una bella villa che era ad Amsterdam, lo trovarono poi a Parigi e stranamente bagnato sul salotto, quindi una cosa insomma, che ha lasciato molti. C'è però un aneddoto che non è un aneddoto, una storia vera. La moglie qualche giorno prima issò la bandiera palestinese perché era molto amica di Arafat, ok? A fianco c'era un vicino ebreo, quindi pare che ci sono degli scontri, un po' parole di qua, parole di là, quindi c'è chi dice che ci sono stati anche dei servizi di sicurezza o israeliani o arabi o europei che insomma in qualche modo poi hanno fatto fuori questo signore. Ma ripeto, l'importanza della sua storia è data dal fatto che questo grande banchiere è quello che poi ha fatto decollare la moneta unica, non guardando in faccia a nessuno e anzi dicendo a tutti questo è e questo sarà. Questo era il preambolo per dire dove ci troviamo adesso, no? Certo, Ecco. certo. La storia comunque insegna che purtroppo queste poche persone rispetto ai 600-700 milioni di europei, e non solo, ma se noi calcoliamo anche tutto l'Occidente, anche americano, possono governare tranquillamente l'economia. Governare nel senso che ormai siamo in un paese, in un mondo così internazionalizzato che evidentemente qualsiasi politica governativa locale si scontra con quello che sono poi i veri business politici internazionali. Per cui onestamente quello che verrà deciso sarà sicuramente forse un vantaggio per pochi, uno svantaggio per molti. Nel senso che comunque anche dal nostro punto di vista l'economia non sta tirando. Cioè, si raccontano delle storie, noi abbiamo i dati ufficiali, le aziende stanno chiudendo, non stanno aprendo, quelle poche che riescono ad esistere sono quelle che hanno una vocazione internazionale, quelle che riescono anche a non avere gli embarghi, per esempio verso la Russia, per esempio tutta una serie di piccole e medie aziende, anche venete, che lavoravano e operavano verso i mercati russi, sono completamente ferme. Questo significa anche espulsione di massa lavoro, di lavoratori dalle fasce produttive. Job Act onestamente sta creando soltanto quel minimo di organizzazione interna rispetto a contratti atipici che c'erano prima. Ancora oggi ci sono giovani che scrivono anche sui giornali con tanto di lode che non riescono a trovare posti di lavoro da 3-4 anni, quindi evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Quello che decideranno questi signori varrà per le nostre vite, per le nostre famiglie future, per cui spero che abbiano un buon senno e sappiano che i destini dell'uomo sono ben altri che non quello soltanto di una politica monetaria dissennata che sta in qualche modo sconvolgendo un po' tutte le famiglie del mondo, ma soprattutto europee. Certo, a Borlini c'è il timore, appunto il punto interrogativo, che questi signori pensino solo al loro interesse, non a quello della comunità internazionale, della società. Beh, visto gli ospiti invitati sicuramente, ci sono molti che lavorano in grosse banche d'affari, sicuramente grossi gruppi industriali. Per l'Italia io ho visto che c'è Mario Monti, c'è Elkann,
certo. E c'è stranamente la Gruber, che questo mi fa pensare che insomma forse cioè non è proprio così Bilderberg, insomma, la cosa, no? Essendoci Beh, ma è un giornalista, ritorno, per c'era carità, già stato, no? Poi c'è anche bravissima Bernabé, giornalista, però insomma non mi sembra proprio c'è anche Bernabé, sì. tra gli ospiti, e Bernabé forse il re dell'acciaio italo-argentino Gianfelice Rocca, John Elkann, C'è Lily stato. Gruber. Sì. Beh, Ecco, forse tra i prezzi grossi, ecco, Monti sì, sicuramente, visto il ruolo che ha ricoperto sia nella comunità europea che dopo ovviamente come primo ministro nostro, insomma, lo vedo molto più influente di Lily Gruber, però per qualche motivo hanno invitato anche lei, insomma. Ecco, ancora una volta io vedo però un po' datate queste persone che partecipano, nel senso che il 90% della nuova ricchezza adesso si sta creando assolutamente nel mondo della tecnologia. È evidente, le aziende tecnologiche sono quelle che hanno di gran lunga, fanno cassa di gran lunga più di qualsiasi altra azienda. Cioè, le prime 5 aziende tecnologiche mondiali hanno ricchezze per 500 miliardi in contanti, messe via. Quindi sono di gran lunga in questo momento le aziende che fanno più soldi in assoluto. Eppure di grossa azienda tecnologica noi riconosciamo solo Google, no, riconosciamo il presidente di Google, che è una delle, però insomma, quindi mi sembra che da questo tavolo manchino, per qualche motivo che a me non è noto, insomma, manchino un po' quelli che fanno da traino in questo periodo, non solo dal punto di vista dei soldi che muovono, ma dal punto di vista dell'impatto sull'economia che hanno. Cioè noi adesso abbiamo aziende che in pochi mesi sconvolgono completamente intere filiere di lavoro. Pensiamo a Uber, è arrivato, ha spazzato via completamente un settore che era quello dei taxi in molte nazioni, non l'Italia che si è in qualche modo difesa, ma in molte altre nazioni ha portato uno sconvolgimento enorme, facendo diventare tassisti dalla mattina alla sera migliaia di persone che non lo erano. Ecco, queste sono realtà che in questo momento stanno entrando sul mercato molto velocemente, stanno creando degli scompensi nel mondo del lavoro, nel modo di vivere molto importanti, eppure io non le vedo invitate a questi tavoli. Così, vedendo da fuori, ovviamente non so di cosa parlano, ma mi sa di un gruppo di old boys che si trovano per tradizione, parlano eccetera eccetera, però mancano dei pezzi molto importanti. Quindi diciamo le decisioni vengono prese da altre parti. Secondo me sì, o comunque mancano una parte di decisori che in questo momento stanno assolutamente monopolizzando la vita di tutti quanti a una velocità incredibile. Certo. Volevo soltanto aggiungere prego. In questa assise mancano per esempio figure centrali di quelli che detengono i titoli del debito pubblico mondiale, per esempio i cinesi. Sì, infatti l'avevamo segnalato anche noi. Stranamente non ci sono, quindi voglio dire, queste cose fanno un po' pensare, cioè nel senso decidete quello che volete, tanto poi noi 10-12 grandi potenti del mondo riusciremo poi comunque a governare l'economia. Ecco, questo, quindi non lo so cosa uscirà da questo. Anche gli arabi mancano. Prego? Anche gli arabi. E manca Sì, Merkel, manca la Merkel, vabbè, ma la Merkel comunque che ha mandato gli auguri di buon lavoro. Sì, evidentemente lei sa già quello che sarà la discussione, probabilmente anche il risultato, perché non si aspetta altro, immagino. Però voglio dire, mancano pezzi importanti, come diceva lui prima, e questo la dice lunga sul fatto che probabilmente questo non è altro che un piccolo satellite rispetto al pianeta di coloro che invece detengono purtroppo i destini del mondo attraverso l'economia che però non è soltanto quella lecita, è anche quella illecita. E di questi noi ce ne siamo occupati molto spesso si crea economia illegale, economia penale internazionale, sulla quale non vedo grandi scenari, insomma, di governance, cioè l'essenziale è che circoli il denaro, da dove provenga non importa. Comunque sono molti quelli che appunto indicano nel gruppo Bilderberg il responsabile di tanti eventi che si sono verificati nel corso
degli anni, anche magari a distanza di tempo, e appunto puntano il dito anche a livello politico, quindi anche di cambio Infatti, dicevamo prima, all'ordine del giorno ci sono anche le elezioni americane, certo. ad esempio. Quindi, Davide Donofrio, direttore Confapi Padova, chiedo scusa il lapsus quando l'ho presentato, e invito anche la regia a correggere il sottopancia. Si sta discutendo, ed è sul tavolo della riunione di Bilderberg, di questo trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea. Il mondo dell'imprenditoria, o comunque i suoi vertici, ma anche la politica, da Matteo Renzi ad altri del governo, vedono in questo trattato una grande opportunità. Aumento del PIL fino al 4%, posti di lavoro, un grandissimo mercato che si apre per il piccolo imprenditore, o comunque piccolo medio imprenditore, che è il tessuto veneto. Tutto questo cosa vuol dire? È un'opportunità o è un boomerang che ce lo ritroviamo stampato in fronte? Allora, cerchiamo di fare un ragionamento il più possibile realistico e il meno possibile politico. E che ci sia una continuità economica e politica nel mondo occidentale è evidente e innegabile, e i capitali circolano liberamente, le persone circolano liberamente, le merci circolano a punto di domanda. Questo per diversi motivi, in realtà non è solamente una questione fiscale, c'è anche un problema di regolamentazioni, e che si parli dell'indebolimento dei confini nazionali di cui parlavamo prima, bisognerebbe fare un ragionamento dal riconoscere innanzitutto qual è il mercato di riferimento. Cioè, noi purtroppo viviamo in un mercato che lo riconosciamo da un punto di vista economico, ma non lo riconosciamo da un punto di vista politico. E questo è il primo dei problemi, perché poi non possiamo lamentarci che non ci piace e non funziona se ogni occasione è buona per non riconoscerlo come interlocutore. O ci crediamo a una politica europea, all'opportunità di gestire il terzo mercato al mondo, perché dopo la Cina e l'India il terzo paese è l'Europa, con 550 milioni di abitanti. O lo riconosciamo e andiamo alla ricerca di una sua governance che non faccia riferimento quindi a un sistema tecnocratico, ma che faccia riferimento a un sistema politico, e allora poi stiamo a discutere i pesi e le misure, perché all'Italia, che è un paese esportatore, l'Italia è un paese esportatore, che piace o non piace, lo dicevamo anche prima, sta in piedi grazie all'export oggi, e è evidente che tutto quello che favorisce il commercio, è evidente anche un abbattimento dei dazi, la creazione di un mercato che da 500 milioni di abitanti passa a 800, è evidente che può essere tutto di interesse per l'esportazione del Made in Italy, è evidente, con i rischi anche di vedere il nostro mercato invaso da altri prodotti. Per carità, ma non è che quel rischio oggi non c'è, oggi è solamente che ci sono delle barriere tariffarie che li rendono meno competitivi, un po' meno di appeal, però non si può pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ci sta in un'economia che si integra, prima o poi arriveranno anche questi passaggi. Gestirli sarebbe opportuno. È evidente che tirare le fila di un paese, di un mercato dove ci sono 28 interlocutori diversi, che hanno anche necessità diverse, perché noi siamo un paese esportatore, ma abbiamo anche grandissimi paesi importatori. Mica tutta l'Europa ha una manifattura sviluppata come la nostra, a un livello qualitativo come la nostra. È evidente che a un polacco dell'allargamento del mercato gli fa solo che comodo e non ha un Made in Poland da tutelare, per capirsi. Però nel momento che noi non riconosciamo l'Europa come interlocutore, non perdiamo occasione per dire che non è un'opportunità ma solamente che una gogna, è evidente che facciamo fatica ad avere una voce in capitolo seria e credibile per essere tra i promotori di queste iniziative, e quindi finiamo a essere affetti da una sindrome bipolare che sicuramente non facilita la tutela dei nostri interessi. Certo, adesso io vorrei farvi sentire un'intervista registrata lo scorso anno a Paolo De Castro, già Ministro dell'Agricoltura, ma oggi europarlamentare, Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale al Parlamento Europeo, e ci spiega che cos'è il TTIP. Sentiamo. Dunque, il trattato di libero scambio è quello che l'Unione Europea porta avanti con singoli paesi, che sono le cosiddette relazioni bilaterali, che definiscono una serie di accordi sulle barriere tariffarie, non tariffarie, contingenti di importazioni, eccetera.
Naturalmente il negoziato commerciale con gli Stati Uniti assume un rilievo particolare perché l'ammontare complessivo del commercio internazionale tra Stati Uniti e Unione Europea rappresenta circa 1/3 dell'intero commercio mondiale, cioè stiamo parlando di una dimensione di interscambio economico di beni e servizi per oltre 500 miliardi di euro all'anno. Dobbiamo ricordare innanzitutto che l'Italia è un attore importante nel mercato degli Stati Uniti, mercato che vede le esportazioni europee superare le importazioni dagli Stati Uniti in Europa. Noi esportiamo circa 15 miliardi di euro di prodotti agricoli e alimentari e importiamo circa 9 miliardi di euro di prodotti agricoli e alimentari. Quindi abbiamo una bilancia commerciale Europa-Stati Uniti per il settore agricolo e alimentare che è assolutamente positiva per l'Europa di circa 6 miliardi di euro all'anno. È positiva complessivamente per l'intero interscambio, per parecchi miliardi di euro, ma in particolare per l'agroalimentare stiamo parlando di un interesse importante. L'Italia è un protagonista delle esportazioni degli Stati Uniti, sicuramente dal punto di vista per esempio di alcune importanti produzioni come il vino. L'Italia è, dopo l'Europa e gli Stati Uniti, rappresentano per l'Italia il secondo mercato di esportazioni. Ci sono altre produzioni, formaggi, industria salumiera, prodotti da forno, pasta, conserve, quindi diciamo che il mercato degli Stati Uniti è il più importante mercato di sbocco delle nostre esportazioni dopo l'Europa. Se noi guardassimo alle limitazioni sanitarie, alle barriere, alle quote, se potessimo attraverso questo negoziato commerciale liberalizzare di più il mercato americano, certamente questo si potrebbe tradurre in svariate decine, forse centinaia di milioni di euro di esportazioni italiane in più. C'è una preoccupazione della tenuta dell'impianto normativo, di maggiore qualità, di maggiori garanzie di tracciabilità che hanno le produzioni europee. Non vogliamo arretrare dal punto di vista delle norme, per esempio sugli OGM, sulla carne clonata, sugli ormoni. Nello stesso tempo però bisogna tener conto che accanto a queste preoccupazioni ci sono certamente molte opportunità. Quindi il trade-off è quello di trovare un punto di equilibrio tra, per esempio, eliminare la limitazione a tutte le produzioni che hanno una indicazione geografica, penso alle denominazioni d'origine, penso al nostro parmigiano reggiano, al nostro grana padano, al nostro gorgonzola, montasio, asiago, Piave, sono tutte le nostre produzioni di formaggi DOP, come anche le nostre produzioni di oli extravergini di Alivia DOP, tutti i prodotti che non hanno, o i prosciutti, non hanno alcuna protezione negli Stati Uniti, quindi abbiamo una quantità enorme di prodotti copiati e se non troviamo un accordo all'interno del negoziato commerciale non c'è nessuna possibilità di proteggerli. Allora, volevo lì il commento di Giuliano Marchesini e poi di Giuliana Beltrame. Ma allora diciamo che sono gli americani che stanno spingendo per questo accordo di libero scambio perché a loro interessa abbattere le barriere non tariffarie dell'Unione Europea. Faccio un esempio su tutti. Loro utilizzano gli estrogeni, gli ormoni, per crescere i loro bovini, perché loro li tengono al pascolo finché possono, perché così non costano niente, gli danno l'ormone a rilascio lento e riescono a fare così una carne simile alla nostra, quindi colore rosso, tenera, col giusto grasso e gradevole. In Europa è penale e quindi loro sostanzialmente mirano al mercato europeo per portarci qua i loro prodotti e io ritengo che la percentuale sia noi esporteremo un 60% in più e loro esporteranno verso di noi, verso l'Europa, un 120% in più, quindi i conti non tornano a livello di bilancio dei pagamenti. C'è da dire una cosa, che loro stanno già lavorando da parecchio tempo per abbattere le barriere non tariffarie. Io ricordo che nel 2014 a gennaio, 28 gennaio, l'Unione Europea ha emanato una direttiva dove sostanzialmente riconoscono che gli Stati Uniti d'America possono portare in Europa carne di alta qualità.
lo possono scrivere su una vaschetta di carne mettendoci l'etichetta di alta qualità, quando noi non possiamo farlo nemmeno per la chianina, la marchigiana e la romagnola, che sono sottodisciplinari di indicazione geografica protetta. Ma questo per il semplice fatto che devono distinguere la carne ormonata, cioè quella che ha problemi, che è stata cresciuta con gli estrogeni, da quella no, che dovrebbero portare in Europa. Ma siccome i controlli vengono fatti all'origine, quindi non c'è uno strumento in grado di stabilire che una carne ha gli ormoni, sì o no, come facciamo? Cioè, ci fidiamo delle certificazioni? Allora, ci sorge il dubbio che la manovra fatta dal gruppo d'alto livello che dicevo prima dell'Unione Europea, no, per abolire l'etichettatura facoltativa, sia per fare in modo che possano arrivare delle certificazioni ad hoc, che è impossibile controllare, perché i nostri veterinari, i veterinari europei, non hanno certo i denari a sufficienza per prendere l'aereo, andare in Australia piuttosto che in America o da un'altra parte e controllare che ciò che è scritto nel certificato è reale. Quindi allora, ancora una volta, stiamo viaggiando sopra la testa dei consumatori. Allora c'è la necessità che chi va a negoziare questo trattato sia in grado di rappresentare gli interessi dell'Europa sotto il profilo normativo, perché a noi ci misurano il chicco di riso, se non è così non lo puoi commercializzare. Dall'altra parte li lasciano scrivere in etichetta delle cose assurde che sostanzialmente potrebbero anche danneggiare la salute dei consumatori, e quindi dopo ci dobbiamo aggiungere anche i costi sanitari, perché sappiamo bene cosa succede nel momento in cui si mangia cibo che non è salutare. C'è dopo un'altra questione, che è quella dell'arbitrato, cioè se un domani le cose vanno male tra i due paesi perché c'è un'industria che ritiene di essere stata danneggiata da un'industria europea, basta un arbitrato qualsiasi fatto da professionisti che stabiliscono che ha ragione quella che paga di più, naturalmente, perché dopo alla fine basta trovare quelli giusti e si riesce ad arrivare a ottenere anche il risultato, e alla fine si rimetterà sempre il consumatore, perché è la parte più debole. Tenete conto che recentemente l'Unione Europea ha modificato anche la regolamentazione per l'etichettatura dei cibi e ha tolto lo stabilimento di produzione. Togliendo lo stabilimento di produzione, se succede qualcosa il sabato pomeriggio in un supermercato che un prodotto deve essere ritirato, dove vanno alla ricerca dello stabilimento di produzione, se non quando riapre lo stabilimento che lo stabilimento che detiene l'etichetta per dire dove è stato confezionato quel prodotto là. Questo è un assurdo, perché non costava niente, perché tra l'altro era anche un elemento di riconoscimento. Faccio un esempio, per carità, non si dovrebbe fare, ma io lo faccio lo stesso. Se vedo un vasetto di pomodoro che arriva da Terra dei Fuochi, scusatemi, ma qualche dubbio ce l'ho. Fintanto che non l'hanno bonificata, non mi danno le garanzie che quel prodotto non ha subito contaminazioni di quelle che vediamo ogni sera nei notiziari, anche satirici, che ci fanno vedere cose assurde e pazzesche, insomma, ecco, a certe latitudini. Ma a questo proposito, sì, prego. Prego Giuliana. No, io vorrei fermare un attimo l'attenzione nostra e degli ascoltatori sul significato di barriere non tariffarie, che è quelle che si vogliono abbattere con, si dice, si vogliono abbattere con il TTIP. Cosa sono le barriere non tariffarie? Non sono i dazi, no? Già quelli sono a livelli bassissimi. Sono appunto le normative ambientali, di sicurezza sul lavoro, normative di sicurezza alimentare, che rendono complicati o difficili, come spiegava prima, gli scambi, ma che tutelano anche noi. Certo. Allora, siccome il trattato TTIP prevede non solo l'abbattimento di queste barriere non tariffarie per quanto riguarda certe tipologie di merci, ma anche i servizi, noi potremmo trovarci che, ad esempio, sanità, scuola, trasporti, energia, diventano settori su cui ci può essere, diciamo, l'ingresso di soggetti privati. Ma questo, vorrei sottolineare, non è una cosa nuova. Le politiche che da anni si stanno facendo di privatizzazione dei settori pubblici
l'ultima riforma della scuola che prevede ad esempio l'ingresso di sponsor privati per sostenere la scuola, certo. Già abbiamo, no? I commercianti, certo, che rilasciano i buoni ai genitori che vanno a spendere in quel supermercato piuttosto, certo, che un altro, e poi daranno la lavagna luminosa a fronte di una spesa 100 volte tanto che i genitori, certo, hanno fatto in termini di valore monetario, no? Hanno fatto in quella catena di supermercati. Allora, questo processo di privatizzazioni di tutto il settore pubblico trova veramente un'espansione enorme in questi trattati, in questo tipo di accordi. Poi c'è la questione che ricordava dell'ISDS, cioè di questo arbitrato internazionale, di questa Corte arbitrale internazionale che bypassa completamente le normative e la giustizia del singolo paese, perché la controversia tra la normativa dello Stato e l'interesse della grande impresa, che si trova in qualche modo ostacolata dalla presenza di una normativa, viene decisa appunto da un arbitrato composto da chi? Da professionisti che se poi andiamo a vedere qual è la composizione non solo dei lobbisti ma anche degli organi tecnici che sono chiamati a stilare le normative anche a livello europeo, qualche idea ce la facciamo su chi ha più probabilità di vincere. Nicola, no, mi volevo allacciare a quello che diceva prima chi mi ha preceduto, che io ho avuto proprio un caso appena un mese fa in cui sono stato chiamato da una grossa società perché c'è stato il caso di carne in scatola, parlo di carne in scatola, che un certo sabato, di un certo giorno, di un certo mese hanno appurato essere malfatta, comunque avariata. Problema numero uno, il supermercato che poi ha diramato la notizia agli altri centri ha detto attenzione che ci possono essere, chiamano in azienda non c'era nessuno sabato pomeriggio, possiamo immaginare. Nessuno, parlo ad oggi, ha mai ritenuto di fare una pagina su un giornale, di uscire in televisione, eccetera, per dire attenzione, chiunque avesse comprato in questo periodo nei centri commerciali o nei supermercati, che non faccio pubblicità, questo tipo con numero di serie, eccetera, no, lo riporti, glielo cambiamo, eccetera. Né la stessa società. Allora, quando io poi mi sono trovato con i legali dell'altra parte, questa carne tra l'altro veniva, da quello che abbiamo capito con i legali di Milano, veniva direttamente da alcuni come si dice, mandri argentine e brasiliane, importato in Italia, eccetera, eccetera. Quindi non sappiamo poi i processi, no, di trasformazione, eccetera, perché anche se oggi andiamo nei supermercati troviamo un'etichetta fatto, prodotto, allevato in Francia, in Polonia, in Cecoslovacchia e poi venduto in Italia, quindi non sappiamo gli stessi meccanismi di controllo che abbiamo noi, eccetera. Per dire, la salute sicuramente, ma c'è un problema giusto da rilevare, che questi arbitrati internazionali sono fatti purtroppo per aiutare quelle lobby o quelle imprese che evidentemente sono più forti. La stessa cosa è venuta sul tabacco, vi ricordate i grandi scandali americani, no? Ci fu un famoso film che raccontò quello che successe, un piccolo avvocato che riuscì a conquistare, voglio dire, la montagna, eccetera. Quindi questo è il problema degli arbitrati internazionali, dovrebbero essere fatti da persone indipendenti. Quindi anche la Comunità Europea si dovrebbe muovere a scegliere delle personalità, dei professionisti, eccetera, che siano avulsi da realtà politiche, che siano vicini a questo, a quest'altro, perché altrimenti il gioco, voglio dire, è fatto. Il più debole, come si diceva prima, perde sempre. Ma Ramundo, secondo lei l'Unione Europea ha la forza e l'autorevolezza per fare tutto questo? No, perché se quello che stiamo vedendo negli ultimi anni è quello che appare sotto gli occhi di tutti, purtroppo c'è una dipendenza logica da grossi apparati economico-finanziari per i quali evidentemente nulla possiamo noi cittadini normali. Potrebbero farlo molto le commissioni, ma in commissione si sa come vanno le cose. I nostri parlamentari europei, io ne conosco qualcuno, è sempre più deluso del mandato che ha ricevuto da tanti cittadini, perché è
come dire, un fantasma, cioè tu parli, tu addirittura fai una serie di osservazioni, fai interrogazioni, ma non cambia niente. Allora ha senso, come si parlava prima, non rivedere tutta la politica dell'Unione Europea, perché questi parlamentari o vanno a dare un contributo per le varie come dire, società che rappresentano, quindi i vari stati, le varie regioni, o altrimenti si perde proprio la natura, se non quella finanziaria ed economica, per la quale sicuramente ci sarà un modo per poter, come dire, controbilanciare questa situazione, perché non è possibile, ripeto, che non abbiamo per esempio una politica agricola, una politica industriale, una politica economica che dia slancio e sviluppo all'Europa o ad alcuni stati. Io penso alla Regione Veneto, quante cose ne potremmo avere abbastanza con privilegio rispetto ad altri. Non ci sono, nessuno riesce a battersi per ottenere quel minimo di garanzia anche nei mercati nordamericani, dove copiano ormai di tutto, anche ormai i cristalli veneziani, le cose veneziane. La politica comunitaria, e poi vanno in America. La politica comunitaria è ragionieristica, cioè tra l'altro tenete conto che gli agricoltori hanno arato, seminato, stanno già raccogliendo e non sanno ancora per il 2015 quali sono le quote loro assegnate, perché il Ministero non è stato in grado di farlo. Hanno spostato in avanti di un mese l'assegnazione delle quote. Non possono produrre ciò che vogliono perché devono, per poter ricevere dei finanziamenti a sostegno del comparto, no? Devono sottostare a delle regole, il cosiddetto greening, cioè l'agricoltura ecologica, che al consumatore non interessa niente, perché il consumatore vorrebbe un cibo sano, sicuro e soprattutto il giusto prezzo. Invece no, bisogna farli diventare i giardinieri delle città, delle campagne. Professor Casen. Ma io credo che in questa fase di apertura di tutti i mercati il potere delle singole nazioni viene vanificato e non si viene sostituito, c'è una preparazione di un'organizzazione internazionale che possa essere adeguatamente attenta a tutti questi fenomeni che stanno succedendo. L'impressione è che l'Europa non sia preparata ad affrontare Ma io credo che anche gli Stati Uniti non siano preparati ad affrontare, perché anche gli Stati Uniti si trovano in crisi. Questa crisi che gli Stati Uniti hanno, ce l'hanno messa sulla schiena a noi attraverso un meccanismo finanziario, ma non è che loro se la sono risolta. Quindi il problema è abbastanza pesante, abbastanza immediato. E cosa stanno facendo? Cercano di recuperare una situazione che non sanno, credo, a mio avviso, non si sa ancora esattamente cosa succederà nei prossimi anni. Allora ci sono varie ipotesi: abbandono della questione petrolifera. Sì, ma non è così semplice abbandonare la questione petrolifera. È vero che la Shell ha dichiarato, non lo so se poi lo farà, che ha abbandonato, non compra più pozzi petroliferi ormai da un paio di anni. Quindi questo è un segno di abbandono di una determinata politica energetica. Ma qual è l'energia sostitutiva? Siamo preparati a questo tipo di energia sostitutiva, ma soprattutto una cosa, che mentre l'energia petrolifera è un'energia che io posso conservare, tutta l'altra energia non riesco a conservarla. Allora cosa sta succedendo, per esempio? Questi sono piccoli fenomeni che danno il senso della trasformazione dell'economia e del sistema di gestione dell'energia, che poi è quella fondamentale per noi ormai, e per esempio il recupero dei bacini d'acqua. Allora dice, siccome sono obsoleti li svendiamo perché tanto non servono a niente. In realtà sono i bacini di raccolta dell'energia che residua, cioè di notte, per esempio la Francia produce energia nucleare e non sa dove buttarla, perché non è che può spegnere i generatori nucleari di notte e accenderli la mattina o quando serve, eccetera. E allora cosa si fa? Si ripompa l'acqua a monte, si mantiene un certo quantitativo, perché quell'energia comunque andrebbe sprecata e buttata nel sottosuolo, e questo è un altro problema non indifferente. Mettere energia nel sottosuolo vuol dire creare delle sacche energetiche di cui non sappiamo cosa succederà. Ripompiamo l'energia a monte e quando ci serve la portiamo di nuovo, quindi la vecchia centrale idroelettrica è fondamentale per la conservazione dell'energia. Oggi l'Enel, a quello che ho sentito, la sta svendendo
E invece è fondamentale tenerla, perché compro l'energia dalla Francia o dalla Svizzera che non sa dove metterla di notte e me la consumo quando ho bisogno. È un grosso risparmio, perché di notte l'energia elettrica costa niente, te la regalano 0, non so, centesimi a kilowatt. Ma non esiste un progetto europeo di non organizzazione dell'utilizzo dell'energia alternativa? Certo. E neanche in Italia, perché hanno tassato il biogas, prima energia verde, usiamo il biogas, poi hanno detto no, perché sottraiamo cibo all'essere umano, agli animali, perché bisogna mettere dentro il mais e i cereali, ma allora pensarci prima e incentivare il fotovoltaico no? Oppure dare la possibilità di fare dei piccoli impianti da 300 kW e non da 1 megawatt, che sono stati fatti anche da multinazionali. Cioè, questa è la mancanza di gente con la testa sulle spalle, i cosiddetti buoni padri di famiglia che dicevo prima, che dovrebbero governare, ma purtroppo li troviamo da altre parti. Ecco, il problema è che noi possiamo gestire l'energia con micro fonti di energia, però questo naturalmente spaventa le multinazionali, quindi bloccano. Allora, quello che io ho conosciuto anni fa, un grosso personaggio che lavorava appunto nella Shell, che mi diceva che comprano a man bassa tutti i brevetti possibili e immaginabili, vengono messi nel cassetto e vengono gestiti a futura memoria. E questa è la situazione. Allora, che le macchine, come si diceva una volta agli ecologisti, con 1 litro di benzina si possono fare 100 km, è vero, ma non posso fare 100 km a 200 km all'ora. Devo avere una velocità adeguata per poter consumare il giusto e non sprecare nulla. La maggior parte della nostra energia quando viaggiamo in macchina è che noi lanciamo la macchina e poi freniamo e non riusciamo a recuperare quell'energia che abbiamo speso. Ma a parte questi dettagli, quello che è il futuro del mondo è che siamo 7 miliardi e a breve saremo 10. Allora, qualcuno l'altro giorno in televisione, non ricordo chi era, ha detto che entro 15 anni toglieremo la fame a tutti, ma come se fosse la soluzione del problema. Ammesso che si possa fare, io non ci credo, perché se si fosse sarebbe un grosso guaio per altri motivi. Il problema nasce che poi questo che ha finito dice allora mangio, ma ha bisogno dell'auto, ha bisogno della bicicletta, ha bisogno di qualcos'altro, e sono 10 miliardi di persone che hanno bisogno. Il pianeta ha una sua capacità di gestire e di produrre qualche cosa per questi esseri umani. Allora, abbiamo detto che 100 anni fa eravamo forse 1 miliardo, no, forse 200 anni fa eravamo 1 miliardo, adesso a breve saremo a 10 e poi questa velocità di aumento sarà esponenziale. E possiamo incominciare a ragionare su un tipo di gestione del territorio, degli stati, delle persone, e non utilizzare soltanto come fonte di lucro costante e continua, perché dove la grande finanza lucra è proprio sulla base di qualsiasi cosa, cioè sull'uomo. L'uomo non conta più nulla, conta il denaro. Certo, ed è per questo che i signori di Bilderberg e il G7 stanno spingendo affinché si firmino e si concludano questi contratti transnazionali. Dobbiamo andare in pubblicità, ma ritorniamo subito, tra poco.